Una lettera vergata a mano, inchiostro blu, stampatello maiuscolo, per dire neanche morto esco di qui, per dire sono facile da circuire, per ribadire non sono capace di vivere con un bagaglio nella coscienza. Michele Fusaro scrive ad un ex compagno di carcere perché la lettera arrivi ad un quotidiano e così nelle case della gente. Il falegname di Bassano rompe il silenzio, si dichiara pentito. Io a questo pentimento credo molto poco, perché il pentimento io penso che umanamente avviene o subito dopo il reato o nell'immediatezza o durante il processo. Dopo 10 anni pentirsi ora non è che è un po' tardi, è un po' irrealizzabile. Forse la ricerca di una riabilitazione sociale a 10 anni dal sequestro con delitto che scosse il nord-est e a 5 anni da una sua possibile uscita dal carcere. Sicuramente il risultato è l'opposto. Ma Michele Fusaro si descrive caritatevole in carcere, pronto a dare una mano a tutti, a prestare cure e supporto. Lui che si fida della gente per poi scoprire di esserne usato. Una dichiarazione che sembra voler alludere, nemmeno tanto velatamente, a quei complici di cui la famiglia di Jole è sempre stata certa. In fondo lui vuol sentirsi succube di quei complici dei quali non ha mai voluto, ha sempre negato l'esistenza. Il suo difensore mi disse un giorno: ma mannaggia, ma non vuol dire neanche a me i nomi dei complici, avrebbe uno sconto di pena, ma perché? Quindi tutti davamo per scontato, ma non perché siamo intelligenti o bravi, perché era evidente che c'erano dei complici. Per la famiglia Tassitani, di certo, si apre una nuova ferita. Da quando Jole sparì era il 12 dicembre 2007 e il suo corpo, fatto a pezzi, fu ritrovato il 23 dicembre.